Sabato 1 novembre, festa di tutti i santi. È il 305esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 60 al termine. Il sole sorge alle 6:50 e tramonta alle 16:58. La luna si leva alle 14:57 e tramonta all'1:18. L'avventuriero Giacomo Casanova, con una fuga roccambolesca, evade dal carcere dei Piombi in Palazzo Ducale, dove era stato rinchiuso il 28 luglio dello stesso anno. Le previsioni per domani. In prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo possibili parziali schiarite sulla pianura meridionale nel pomeriggio. Al primo mattino probabili foschie e nebbie in pianura, specie su quella meridionale. Precipitazioni sui settori montani, pedimontani e occidentali della pianura, deboli sparse già dal mattino. Nel corso del pomeriggio moderata intensificazione dell'estensione dei fenomeni a gran parte del territorio regionale, con possibilità di locali rovescio temporali. Verso fine giornata probabile diradamento delle precipitazioni sui settori centro-meridionali della pianura. Limite della neve intorno ai 2400-2700 metri in giornata. In calo in serata sulle Dolomiti fino a 1600-2000 metri. Temperature in calo salvo locale stazionalità di entrambi i valori sulla pianura centro-meridionale.